tornano indietro, avanti, Allora, indietro, avanti. il consigliere suggeriva nuove opportunità, Zabeo, di attività, cioè forse trovare, perché dopo tanto elencare i problemi sono sempre quelli, gira, mescola, li conosciamo, tutti li conoscono drammaticamente bene, per carità se ne vedono altre sfumature, però forse fare un salto oltre, vedere se ci sono delle nuove occasioni per poter creare qualcosa. Sì, E quindi il nuovo, lo butto là un po' a tutti quanti voi, può essere una soluzione, perché se no veramente non abbiamo... È un'opportunità più che una soluzione, nel senso che la rete ha creato nuovi mestieri, nuovi lavori, nuove professioni e quindi è un'opportunità che chiaramente va Basta che non sia un colta. boomerang nei confronti di chi invece No, opera nel noi vecchio, abbiamo un perché grosso dopo si fa problema quello. in Italia che circa solo il 40% dei cittadini ha ad esempio il conto corrente, io non so quanti Quanto? hanno la 40% circa, siamo assieme alla Grecia fanalino di coda praticamente in Europa, non abbiamo nemmeno un conto corrente. E il grosso problema, altro grosso problema è che appunto non avendo il conto corrente la stragrande maggioranza non ha neanche le carte di credito e quindi è chiaro che diventa più difficile rispetto agli altri paesi poter, però insomma è un mondo da esplorare obiettivamente e so che ci sono molte esperienze positive in questo campo. Noi abbiamo visto ad esempio nell'artigianato l'anno scorso che alcuni lavori che possono sembrare abbastanza tradizionali però hanno creato decine di migliaia di posti di lavoro, 24.000 posti di lavoro, ad esempio il settore dell'enogastronomico, il settore praticamente legato alla friggitoria, gastronomie, quei lavori praticamente take away, pizza eccetera, che sono chiaramente lavori tradizionali ma che fanno parte della cultura, della storia del nostro paese, dei nostri territori. Poi chiaramente l'edilizia è in forte crisi, il trasporto lo stesso, però ci sono realtà che comunque, penso ai servizi alla persona, nel settore praticamente alla cura della persona, il tempo libero, anche lì c'è stato un boom di lavori. Però è indubbio che spesso sono anche lavori che non è che ti diano delle garanzie, delle sicurezze tali per cui puoi, però sono delle esperienze che la gente magari in un momento di difficoltà prova, si butta, getta, butta il cuore oltre l'ostacolo. È chiaro che non è nessuna, non le avevi 10 anni fa, 20 anni fa, figuriamoci adesso con la crisi e le difficoltà, quindi certezze non se ne sono. E oggi obiettivamente aprire una partita IVA è comunque un rischio perché le tasse sono altissime, Quindi le è scadenze rischioso sono in ogni tali, caso. difficile farsi pagare, difficile avere un po' di liquidità dalle banche perché le banche hanno ormai chiuso i rubinetti, non ti danno più E niente. questo è Quindi un fare altro impresa è problema. estremamente difficile, però insomma io voglio essere anche positivo, voglio guardare anche e sperare insomma, che questa situazione cambi, passi, insomma, perché il peggio sia alle spalle, almeno voglio sperarlo per noi, per i nostri figli, per chi cerca un posto di lavoro. Io credo che dobbiamo anche trasmettere un po' di ottimismo perché altrimenti non è che se continuiamo Sì, a esatto, gettarci no, la quello è croce il discorso, addosso, perché altrimenti... trasmettiamo anche dei messaggi, io credo, già in una situazione difficile di crisi, trasmettiamo anche un senso di agonia che io credo che invece in qualche modo dobbiamo contrastare. Cioè, credo che gli imprenditori indubbiamente devono fare il loro passo e tenere duro, però anche lo Stato deve avere il suo compito, perché Ecco, voi come categoria, che non si va da ASCOM, nessuna categorie, parte. anti, eccetera, quello che ci chiedono poi sempre anche i tanti telespettatori che appartengono alle varie categorie, cosa state facendo? Perché è un momento di crisi generale dove anche tutto viene messo in discussione perché c'è chi non si sente neanche magari rappresentato o sente di non aver voce, si sente demoralizzato solo, questo sì, lo sento nei lavoratori, lo sento da parte di magari alcune categorie, ma lo sentono anche tanto gli imprenditori, i commercianti. Ma io guarda, sono appena stata nominata presidente per quanto riguarda il mio sindacato, che io seguo le ortopedie sanitarie, acustiche e erboristerie per quanto riguarda ASCOM. Ecco, una cosa importante che noi adesso stiamo veramente portando avanti con forza è il fatto di fare rete. Cosa che invece per noi, specialmente forse del nord-est, io parlo per quello che riguarda le nostre zone, è molto ma molto difficile perché siamo sempre stati abituati a pensare al nostro. Purtroppo ci scontriamo adesso con quello che è l'e-commerce, perché attenzione, noi piccoli commercianti, per noi l'e-commerce può essere una cosa produttiva, sì perché possiamo vendere quando diceva De Gamberi, le nuove opportunità. C'è un raggio, no? Esatto, abbiamo un raggio di 24 km, si dicono in base a dei conteggi, che la gente bene o male arriva nel punto vendita, oltre chiaramente non la segui. A questo punto con l'e-commerce effettivamente puoi avere una scelta molto più, avere la possibilità di avere delle grandi vendite in più. Però ecco, quello che è anche il potere di acquisto, quindi dobbiamo creare rete per cercare di acquistare meglio il prodotto, quindi con gli sconti attraverso le case inferiori e avere un prezzo chiaramente abbastanza stabile e non aumentare il prezzo. Quindi la rete è molto molto importante e come ripeto da noi
come i piccoli imprenditori è una cosa che non ci viene naturale, e questo bisogna abbattere, perché comunque nella crisi, attenzione, la crisi diventa un'opportunità, perché la crisi purtroppo fa chiudere delle attività, ma chi rimane automaticamente prende quello che è diciamo, la fetta di quelli che hanno chiuso. Ecco, quello noi dobbiamo capire, di trovare proprio questa nella crisi diventa un'opportunità per le piccole imprese. E poi il fatto di far rete, quindi di riunire, di fare dei consorzi, di riuscire a scambiarci delle idee, di dire io faccio così, tu come fai, ma dire tu cosa paghi come conto corrente, ma che bollette paghi e con che utenza sei, proprio per cercare, cioè, l'unione nel poter, ecco, nel poter trovare la migliore soluzione nel creare impresa e nell'andare avanti. Ecco. Quindi è una parte importante. No, stavo dicendo, fai il sindacato. Dicevo, per il sindacato? Fare il sindacato, cioè fare rete, non l'unione fa la forza. Sì, esatto, questo deve essere il nostro situazione delle piccole, delle realtà territoriali per quel che riguarda l'azione del sindacato, come si sta presentando adesso? Quindi un po' quello che ci chiedono tanti, solidarietà avete notizie che venga rinnovata, la cassa integrazione, perché purtroppo la situazione lì è abbastanza drammatica, nel senso che i soldi che sono stati stanziati sono serviti a coprire quei soldi che venivano richiesti ancora dello scorso anno, quindi adesso ci sono le persone che sono senza risorse, no? Ed è veramente assurdo. Anche qui bisogna mettere un po' in piedi una rete con il sistema bancario, no? che anticipi, perché una persona che attende il contributo di cassa integrazione per 6-7 mesi senza reddito veramente si trova in una situazione di estrema difficoltà. Dopodiché il sistema che c'è adesso è un sistema che è iniquo e lascia ampi margini di scopertura, no? Per cui non è universale. Noi stiamo chiedendo da tempo che ci sia un sistema veramente universale di copertura, per cui anche chi ha, il giovane che ha la partita IVA, i vari collaboratori, quelli che hanno i lavori precari, possono avere un paracadute rispetto alla perdita di lavoro. E l'altro aspetto è quello di dare delle opportunità di lavoro anche a queste persone che restano a casa. Ma infatti quindi c'è lavori socialmente utili, cioè bisogna che vengano, già ci sono, già lo fanno, però che vengano utilizzati in un ragionamento che non sia che sia meno a spot, no? Per cui c'è il comune che si attiva e quindi per assistere gli anziani, per le mense, utilizza le persone in cassa integrazione, l'altro comune che non lo fa e le persone non vengono nemmeno utilizzate per quello che sanno fare, per cui tu hai l'ingegnere che è a casa ma magari appunto non, ce ne sarebbe bisogno nella pubblica amministrazione per ammodernare, no? Per digitalizzare. Quindi incrociare meglio questi aspetti, perché appunto con la perdita del lavoro non c'è solo la perdita di reddito, c'è anche una perdita di identità, perché c'è poco da dire, no? Cioè noi ci realizziamo attraverso il lavoro, questo dà un senso di autonomia, un senso di identità. Quando a 50 anni uno perde il lavoro e non ha una prospettiva, perché i dati ci dicono che è difficilmente occupabile, noi dobbiamo avere cura invece di queste persone, creare quindi un meccanismo di formazione che vada incontro a quelle che sono... è per giovani? La garanzia giovani è quella è per i giovani, fino a 25 anni, 24-25 anni, poi noi abbiamo cercato di estenderla. 25 è più richiesta. Noi abbiamo esteso a 29, perché in realtà per la nostra scolarizzazione, cioè in Italia noi, i nostri ragazzi finiscono di laurearsi a 25 anni, negli altri paesi il percorso di studio è più breve, quindi a 24 anni sono già laureati, quindi c'è uno sfasamento rispetto a quando noi consideriamo giovani rispetto all'Europa. Noi adesso in Veneto l'abbiamo anche esteso fino ai 29 anni, perché abbiamo dei dati che ci dicono che un target molto è concentrato dai 25 ai 29 anni, quelli che non trovano, cioè che sono laureati e non trovano impiego. Allora quella non è un'offerta di lavoro, è un'offerta di formazione attraverso un'esperienza lavorativa ed è un'opportunità che viene data alle imprese di entrare in contatto con questi giovani e ai giovani di sperimentarsi anche per capire cos'è il lavoro, perché sappiamo che i nostri percorsi di studio difficilmente ci avvicinano al lavoro, no? Abbiamo un buon bagaglio teorico, però poi non ma c'è qualcosa quindi da rivedere forse ancora prima, perché noi continuare a dire ma cioè, i giovani sono quelli meno occupati, le donne anche, forse guardare un po' più a monte del problema. Anche la formazione. Esatto, cioè, la formazione, l'immissione nel mercato, tutto qualcosa che forse non funziona, perché adesso gli unici, una percentuale zero, adesso non so se è 0,8 che cosa, che ha recuperato occupazione sono stati gli over, per fortuna, poveretti, per fortuna.
certo. Però elemento... vuol dire che è qualcosa che nel sistema no, non funziona. Cioè non funziona l'incrocio domanda-offerta, diciamo, qui ci Quindi vorrebbe questo, un ruolo, ci vorrebbe un ruolo del pubblico un pochino più preciso, ma anche lì mancano persone, cioè quelle sono attività dove dovrebbero concentrare personale della pubblica amministrazione per fare gli sportelli. Non è che mancano, sono messi a fare altre cosette. Sì, gli uffici per l'impiego, diciamo, sono insufficienti, no, per la domanda che hanno. Se loro dovessero gestire tutte le domande degli inoccupati o quelli che si rivolgono, no, per trovare un'occupazione, loro non reggono, insomma, quindi fanno i passacarte, ma non riescono a svolgere un lavoro di orientamento come dovrebbero fare. Quindi quella è un'attività che in un paese civile andrebbe potenziata, se si vuole veramente tener conto di quelle che sono le esigenze dell'azienda e di quelle che sono le potenzialità che ci sono, perché altrimenti non c'è il vuoto, o ci sono le agenzie che sono private, ma è un'altra ma questo è un altro discorso. partita. Come la vede? Ma sì, sicuramente c'è un grosso problema di incrocio domanda e offerta, lo vivevamo. Cioè la preparazione non è adeguata ad entrare nel mercato proprio delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, perché lasciamo stare... Ma non si conoscono, cioè, allora, a Treviso, no, con lo IUAV, c'è l'università di design industriale, no, che si occupa di tutto quello che è informatica legato alla produzione. Ma molto spesso anche le aziende artigiane non hanno la dimensione oppure non conoscono, no, queste opportunità di questi giovani che vengono formati, che erano stati pensati per un settore produttivo, ma sono disoccupati questi ragazzi, certo. No, quindi magari... Noi abbiamo avuto un depotenziamento dell'artigianato negli ultimi 15 e 20 anni rispetto allo strumento tradizionale, che è stato, diciamo così, io credo, l'elemento di successo, fattore di successo della crescita della nostra regione, perché poi depotenziamento, quindi c'è stato nel senso che l'apprendistato storicamente dagli anni 50-60 è stato lo strumento che ha caratterizzato, è stato l'elemento di successo del nord-est, del Veneto in particolare, perché molte persone, migliaia e migliaia di persone sono entrate nel mercato del lavoro appunto come apprendisti, si sono formati e dopo 10-15 anni insomma, hanno intrapreso la strada del lavoro autonomo e sono messi in proprio, eccetera. Questo strumento negli ultimi anni è stato depotenziato perché è stato allargato a tutti i settori, dall'industria al commercio, eccetera. Tra l'altro, non so, fare il barista era solamente praticamente uno strumento per agevolare il titolare a non pagare tasse, perché poi sostanzialmente i contributi, perché di fatto poi non è cosa gli insegna uno, no? E abbiamo visto che comunque questo strumento deve essere in qualche modo rivisto, qualche passo in avanti è stato fatto qua con il decreto Poletti, forse ancora insufficiente, però sono questi strumenti che secondo me vanno in qualche modo incentivati. E poi è chiaro che anche se tu hai delle opportunità come imprenditore di poter assumere una persona senza pagare i contributi, pagare solo le tasse con una retribuzione tutto sommato abbastanza contenuta, però se non hai prospettive di crescita difficilmente ti fai carico di una persona e soprattutto ti fai carico di una persona poi con il dramma magari nel giro di 3, 4, 5 anni quando scade il contratto di lasciarlo a casa. Per cui il problema è creare le condizioni che ci sia un po' più di fiducia, che ci sia un po' più di crescita, che in qualche modo riusciamo a lasciarci alle spalle il tunnel della crisi e guardare con fiducia il futuro e forse probabilmente, ripeto, scusate se insisto, ma si esce da questa situazione se lo Stato torna a fare anche impresa, nel senso torna a investire creando le grandi opere e quindi grazie a questo praticamente a rimettere in moto l'economia, altrimenti difficilmente ne usciremo in tempi brevi. Allora vediamo anche quali potrebbero essere strategie per tirare tra virgolette per i capelli questo Stato, che cosa si intende per Stato. Comunque pochi minuti di intervallo pubblicitario, ritorniamo insieme per tirare un po' le fila dei discorsi, tra poco.